A 5 anni dall'avvio del progetto Famiglia al Centro, la forza delle reti e dall'istituzione del Centro per l'affido e la solidarietà familiare Padova Ovest, i 16 comuni aderenti si sono incontrati oggi in un convegno volto a confrontarsi sui risultati raggiunti. Il progetto, finanziato dall'Assessorato ai Servizi Sociali della Regione Veneto e dai comuni coinvolti dell'USL 6 Euganea, all'interno dei quali il progetto è cresciuto, è finalizzato alla promozione di una cultura dell'accoglienza, al sostegno della genitorialità, alla riduzione di situazioni di vulnerabilità e disagio familiare ed alla sensibilizzazione sul tema dell'affido familiare. Le reti di famiglie attualmente sono 16, una per ogni comune coinvolto, per un totale di 99 famiglie accoglienti. Dal 2013 ad oggi i progetti di accoglienza realizzati sono 129, 86 i minori accolti, 42 le famiglie affidatarie e 21 sono gli affidi attualmente in corso. Sono inoltre attivi 2 gruppi che ogni mese si incontrano per accompagnare e sostenere gli affidi in corso. Allora, oggi facciamo questo evento importante per tutti noi perché è il convegno a 5 anni dalla nascita di questo importantissimo progetto che sono appunto le reti di famiglie nei nostri territori, e qui a Selvazzano tiriamo un po' le fila sia con le istituzioni, presente la regione, presente l'ULSS, presente la provincia e 16 municipalità, ovvero 16 comuni che hanno deciso di fare insieme, di portare assieme avanti questo progetto che va proprio da collegamento e da collante nei nostri territori attraverso le famiglie che si mettono a disposizione, che si mettono in rete, che lavorano assieme alle istituzioni e assieme tra di loro. Oggi credo veramente sarà una mattinata emozionante perché avremo le famiglie che porteranno la loro testimonianza, le assistenti sociali. Credo che veramente, e i numeri di questo progetto sono importantissimi perché parliamo di oltre 3.000 famiglie raggiunte, di quasi 50 affidi seguiti, di 100 bambini in accoglienza temporanea. Diciamo che siamo veramente soddisfatti di questo grande sforzo che sta portando dei risultati magnifici. Swishomer Channel News, Selvazzano Dentro.